Euroregione.news. La mia storia nella grande storia. La mia storia nella grande storia era questo il tema dell'8ª edizione del premio Fondazione Friuli Scuole per le classi o a gruppi classe degli istituti secondari di primo grado, giunta a conclusione martedì 28 maggio con la grande festa di premiazione a Udine nella sede di Fondazione Friuli. Ha condotto l'evento il direttore del quotidiano Messaggero Veneto Paolo Mosanghini e nel corso della premiazione è intervenuto il presidente di Fondazione Friuli Giuseppe Morandini per consegnare i riconoscimenti ai giovani e ai loro insegnanti insieme al presidente di giuria Andrea Zannini. Questi ragazzi sono riusciti ad attualizzare la memoria tramandata tra generazioni all'interno della famiglia, suscitando emozioni sia nei loro nonni, che hanno riaperto capitoli lontani della loro vita, sia in noi che abbiamo letto gli elaborati in concorso. Guardate che il valore dei lavori che avete presentato voi oggi va molto oltre questa premiazione. Va oltre il valore del riconoscimento che ricevete oggi, perché sono dei lavori che dal punto di vista narrativo assolutamente innovativi, sono dei valori dai quali c'è tanto da imparare e, se mi permettete, in tanti passaggi c'è anche tanto da commuoversi, perché riuscite a raccontare dei risvolti e avete colto dei passaggi da chi vi ha narrato le storie, che vi ha accompagnato in quel percorso storico, che solo voi potevate fare. I reportage dei partecipanti hanno descritto e fissato nella memoria di come i giovani di tanti anni fa dovevano arrangiarsi, mettere in pratica il loro saper fare e stringere i denti quando dovevano prendere l'amara strada dell'emigrazione. E avete reso ben chiaro che uno dei tratti salienti delle storie dei vostri nonni, dei nostri antenati, quello che emerge è la capacità che c'era quella volta di arrangiarsi, ma anche all'estero se la sono cavata alla grande, nel senso che sono riusciti ad affermarsi, sono riusciti a costruire una vita lontani da casa, e questo voi l'avete colto benissimo, ma con un messaggio attualizzato. Nel cuore dell'incontro la presentazione dei lavori delle studentesse e studenti delle scuole premiate, frutto di studio e ricerche incrociate fra storia del territorio e memorie familiari. Le scuole vincitrici hanno ricevuto per i lavori realizzati un gettone del valore di 1.000 euro per i primi e secondi classificati, di 500 euro per i terzi classificati ex aequo, da utilizzarsi per l'acquisto di materiale didattico. Il conferimento è stato assegnato dalla giuria composta dallo storico Andrea Zannini, presidente, dal dirigente scolastico Vittorio Borghetto e dal direttore scientifico di Friuli Storia Tommaso Piffer. Il presidente di giuria, professor Andrea Zannini, ha sottolineato che la diversità tra i lavori presentati da ragazzi e ragazze indica l'aspetto positivo della libertà di azione degli insegnanti nell'ambito del progetto. I lavori di quest'anno, ma anche negli anni scorsi, ma quest'anno particolarmente, sono molto diversi l'uno dall'altro. Sono lavori che utilizzano, metodologie molto attuali, strumenti molto attuali, altri lavori che si appoggiano molto di più sulla scrittura in forma, tradizionale. Questa diversità che ci ha colpito credo sia un aspetto molto positivo. Vuol dire che, per esempio, gli insegnanti lavorano con voi in una maniera molto libera, e questo è una delle basi di una scuola che cammina. I contenuti dei lavori dimostrano che c'è un modo di fare storia più coinvolgente di quello che consiste nell'imparare pagine di un libro e in cui la creatività trova spazio nel mettere in relazione passato e presente. Voi ci dimostrate ogni anno che la storia è qualcosa di molto più coinvolgente e utile del per domani leggete da pagina 278 a pagina 282. La storia non è. La storia è anche creatività, è anche capacità di mettere in relazione le cose del passato con le cose del presente.
La classe seconda A della scuola secondaria di primo grado Gianfrancesco da Tolmezzo, ICI Tolmezzo, vince quindi l'8ª edizione del premio Fondazione Friuli Scuole per la ricerca Nonne e nonni con la valigia, una mappa dell'emigrazione carnica tra gli anni 70 e 50 del Novecento, elaborata attraverso 18 interviste con nonne, nonni e conoscenti intorno alle esperienze migratorie vissute. Piazza d'onore del premio alla classe terza A della scuola secondaria primo grado Educandato Statale Collegio Uccellis di Udine per i nonni raccontano storie friulane che hanno fatto la storia, dalla guerra d'Africa alla seconda guerra mondiale, dai cosacchi in Carnia ai profughi d'Istria, dalla tragedia del Vajont al terremoto del 76, 6 grandi topics che sul territorio hanno intrecciato vicende personali e familiari alle grandi vicende storiche del nostro tempo. In sala presenti anche dei nonni che hanno lasciato la loro testimonianza. Io quest'anno ho 90 anni, vengo da un paesino che si chiama Raveo in Carnia e ho vissuto veramente a 11 anni l'esperienza dei cosacchi anche nel mio paese e anche in casa mia. E allora siamo rimasti in pochi ormai anche nel mio paese per raccontare la vera storia che è successa. E ho raccontato ai bambini come fossi naturalmente una di loro, perché voglio che ricordino un poco le paure che abbiamo avuto anche noi a 11 anni e ce le portiamo dietro ancora. Pensando un po' adesso all'Ucraina, noi le abbiamo avute in casa e mi fanno anche pena pensando a quello che stanno soffrendo adesso loro. Nel ruolo di sottufficiale dell'esercito ho espletato le mie funzioni al meglio di me durante il periodo del terremoto che ho raccontato, più o meno i giorni, i mesi che si sono succeduti dopo il sisma. Grazie. Terzo piazzamento ex equo per la classe terza A dell'Istituto Comprensivo 2 Udine Balussi con la ricerca La mia storia nella grande storia, quando il passato ritorna, contestualizzata alle soglie dello scoppio della seconda guerra mondiale, e alla scuola secondaria di primo grado paritaria Bearzi di Udine, che si è concentrata sugli attrezzi e strumenti di lavoro entrati e avvicendatisi nel tempo nella storia produttiva friulana. Ed è già in vista da settembre 2024 il nuovo bando del premio Fondazione Friuli Scuole. La 9ª edizione si rivolgerà alle classi o a gruppi di classe di almeno 5 studenti degli istituti secondari di primo grado di Udine e Pordenone. Sarà ammessa la partecipazione di più classi o gruppi di studenti per la stessa scuola. Il premio è come sempre promosso dalla Fondazione Friuli in collaborazione con l'Associazione Friuli Storia. Abbiamo già definito la copertura di questo evento anche per l'anno in corso, per il 24. Noi aspettiamo di poter imparare ancora tante cose. Grazie ancora.